chiamo Cinzia La Rosa, sono direttore generale dell'azienda di famiglia che si chiama La Rosa Energy, ma oltre alla passione dell'azienda ho anche passione dell'associazionismo e sono attualmente vicepresidente nazionale di Confindustria della piccola industria. La Rosa Energy è un'azienda storica, proprio nel 2021 compierà 55 anni ed è la storia di due fratelli, mio nonno e suo fratello, che sono partiti dalla loro terra, la Toscana, e sono approdati qui in Veneto, a Verona, e hanno iniziato qua la loro avventura. La nostra azienda si occupa di risparmio energetico da sempre, quindi anche da tempi non sospetti, e il nostro core business è l'installazione di isolamenti termici di impianti meccanici industriali. Per spiegare in maniera molto semplice, facciamo l'isolamento di quelle che sono le tubazioni, le centrali termiche, i serbatoi, tutte queste cose qui a livello industriale e civile. La nostra azienda negli anni ovviamente ha cambiato più volte pelle, ma soprattutto negli ultimi 8-10 anni abbiamo iniziato una fase di internazionalizzazione. Abbiamo pensato di uscire da quelli che erano i nostri confini del centro-nord Italia, e abbiamo iniziato a lavorare prima in Croazia, poi in Serbia, dove attualmente abbiamo una sede a Belgrado, e abbiamo lavorato in Nord Europa, lavoriamo molto anche in Ungheria, Olanda, Polonia, Svizzera, ma da qualche anno siamo proprio presenti sul territorio americano, con una sede operativa in Texas, a Houston, e poi proprio prima del lockdown, abbiamo aperto una sede a Chicago, in Illinois. Poi ovviamente è arrivato il Covid. Il primo problema è stato proprio la nostra fase di internazionalizzazione. Ovviamente noi, oltre a prendere il personale in loco, portiamo il nostro personale che è altamente specializzato, e ovviamente con l'arrivo del Covid abbiamo dovuto riportare tutti in patria, e quindi le attività estere sono quasi totalmente ferme, se non in casi sporadici in Croazia e in Ungheria. Poi l'America ce l'abbiamo completamente ferma, e anche in altre zone come la Serbia. Quindi ci siamo concentrati sull'Italia. E non ci siamo ovviamente abbattuti, nonostante ovviamente il lavoro è molto altalenante, però abbiamo voluto concentrarci su quello che è il futuro. Ovviamente ci siamo resi conto che post-Covid nulla tornerà come prima, tutto cambierà, e quindi abbiamo pensato come investire e su che cosa. La prima cosa che abbiamo pensato è investire sulla comunicazione. Questo è una cosa che abbiamo imparato proprio dagli americani, che sono dei bravissimi comunicatori, anche se poi non sono poi così bravi come invece lo sono gli italiani, che invece comunicano poco. Quindi adesso vogliamo rivedere un po' tutto quello che è il nostro sito. Abbiamo realizzato un video aziendale, e poi insomma punteremo moltissimo sui social, non solo per comunicare cosa fa l'azienda, ma anche per informare, perché per noi è importantissimo la sostenibilità, è il nostro core business ovviamente, e vogliamo far capire quanto è importante puntare su tutto quello che sono le energie rinnovabili, sul risparmio energetico, e quindi di conseguenza sulla minore emissione di CO2 nell'aria. Torneremo a pensare di puntare al mercato estero, perché per noi è estremamente importante per crescere. Punteremo sicuramente ancora di più sulle risorse umane, perché per noi è assolutamente importante cercare personale sempre più qualificato, o meglio, sempre più preparato, magari da qualificare, però sempre più preparato. E poi puntiamo molto sulla sicurezza, sulle certificazioni. Insomma, vorremmo far fare un passetto in avanti alla nostra azienda per portarla all'estero, sempre di più all'estero. Sappiamo che il futuro riguarderà l'idrogeno, non solo nel mondo della batteria, riguarderà l'idrogeno. L'Europa punterà moltissimo su questo tema, e quindi noi abbiamo già un gruppo tecnico che si sta iniziando a studiare e prepararsi, perché chi riceverà i fondi in Italia ha bisogno anche delle piccole e medie aziende all'interno della propria filiera, e noi cercheremo di far parte di questa filiera. Insomma, punteremo moltissimo sull'idrogeno.